perché questo è l'8º anno. C'è una persona che è stata sempre con noi lì a vendere i libri dei poeti e purtroppo quest'anno non c'è, e non è che si possa dire molto, sono già parole di troppo quelle che sto dicendo io adesso, però credo anche che fossero parole necessarie, perché è proprio brutto quando la strada continua e uno degli amici che ci ha seguito dall'inizio, in questo caso come Delfio, non c'è più, anche perché era una delle persone forse più belle che io abbia mai incontrato, e sicuramente chiunque tra voi conoscesse questa persona sarà d'accordo. Non abbiamo voluto scrivere, dire niente, perché non credo che gli sarebbe piaciuto forse neanche queste parole, però insomma un po' credo che questa edizione sia per lui. Grazie. Silvia Lotto, Mariangela Gualtieri, Mario Cubetti. Buonasera a tutti. Io devo dire qualche parola sull'origine di questo libro, che si intitola A Seneghe e che contiene le foto di Guido Guidi e testi poetici di Mariangela Gualtieri. Questo libro nasce da una proposta di Silvia, da occasioni create anche dalle amicizie di Silvia e di Cesare Fabbri, che per esempio hanno portato a Seneghe l'anno scorso Guido Guidi. Guido Guidi aveva un incarico per fotografare in Sardegna ed è stato a Seneghe per qualche giorno, e sapevamo che aveva realizzato delle fotografie e ci è sembrato opportuno appunto vedere queste foto e dare una destinazione importante per noi, chiaramente. Quindi la proposta è stata accettata volentieri e da questo è nato questo libro. La persona più vicina allo spirito di Guido Guidi, in qualche modo anche personalmente come amicizia, era Mariangela Gualtieri, quindi abbiamo chiesto a lei di associare il suo nome e le sue poesie all'opera, e quindi è nato questo libro che proponiamo appunto come forma di sostegno al festival, e non ci proponiamo in realtà di guadagnarci praticamente nulla. Con questo contributo che vi chiediamo ci paghiamo un libro che credo che sia una cosa molto importante per Seneghe e per il nostro festival. Rappresenta in qualche modo quello che cerchiamo di fare, in più del portare qui delle persone che tutti riuscite a conoscere, che ascoltate. Questa nostra ambizione di lasciare qualche segno con i libri che facciamo, con i laboratori, con qualcosa che si inventa per strada, che si riesce in qualche modo a creare anche se in piccolo. In questo caso si tratta invece di una cosa molto importante, appunto noi vi chiediamo di aiutarci a pagarlo, e rimane qualche cosa anche per aiutarci per il futuro, per le iniziative culturali dell'associazione durante l'anno, e per avere un po' di tranquillità e di sicurezza in questi tempi difficili per il nostro festival. Io do la parola a Silvia, che è stata colei che ha avuto l'idea, che praticamente lo ha curato in tutti gli aspetti, e che vi saprà dire cose più pertinenti e più precise di quanto abbia fatto io. Buonasera. Sì, ecco, spero di riuscire a raccontarvi l'avventura di questo libro, nonostante l'emozione. Cercherò anche di essere breve, perché io stessa non vedo l'ora di ascoltare questi versi letti da Mariangela. Come ha detto Mario, questo libro è nato perché
nel 2011 Guido Guidi è stato incaricato dall'Istituto Regionale Etnografico di Nuoro di fare una campagna fotografica in Sardegna. Guido ha scelto come base Seneghe, e quindi Seneghe è stata fotografata, come vedrete nelle fotografie pubblicate in questo libro. A molti di voi sarà capitato di incontrarlo in giro per il paese con la sua fotocamera, intento a appunto registrare dettagli solo apparentemente insignificanti. Il titolo del progetto di Guido Guidi si chiama Paesaggi ordinari della Sardegna contemporanea, e già il titolo come dire, racconta una modalità di lavoro basata su quelle che io considero due qualità fondamentali per il lavoro di Guido e per la fotografia in generale, che sono la semplicità e il mistero delle cose che lui riesce a cogliere e a tradurre nelle sue fotografie. Guido dice spesso che la fotografia gli serve per vedere e soprattutto per capire meglio quello che osserva, e questa semplicità e questo mistero sono così il risultato di uno sguardo assolutamente sincero e puro, antispettacolare, che usa la fotografia appunto come strumento di conoscenza e non di esibizione. Come ha detto Flavio, Guido è sicuramente uno dei fotografi più importanti, non solo in Italia, conosciuto forse più all'estero che in Italia. Insegna da molti anni all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, e di recente ha iniziato una collaborazione anche con l'ISIA di Urbino. Una cosa che vorrei dire di questo libro riguarda proprio la progettazione, che è stata fatta da Leonardo Sonnoli, che è un compagno di strada molto importante per Guido, è uno dei designer, dei grafici più importanti a livello internazionale, che ha concepito questo libro proprio pensando a mettere insieme i due autori, a dare una forma unica a questo contenuto doppio, formati, colori e dimensioni di carte diverse. E nelle pagine iniziali che vedete qui nel PDF del libro ha deciso di unire questi simboli, non sono altro che la composizione dei glifi, cioè dei segni grafici che costruiscono le due iniziali A ed S, e che lui ha messo insieme proprio come per ricordare i due autori che compongono questo libro. E un'altra cosa, nella copertina, sempre usando lo stesso principio dell'unione tra forma e contenuto, ha deciso di disegnare la copertina riportando la costruzione del testo di Mariangela nella seconda e nella terza di copertina, e delle fotografie di Guido nella quarta, dove ha unito i due formati delle 20x25 e delle 6x6. Ecco, io avevo detto, sono abbastanza emozionata, avevo anche pensato delle cose da dire, probabilmente ne sto dimenticando tante. E niente, no, allora chiudo portando a tutti i saluti di Guido, che suo malgrado non è potuto venire. Ha trascorso dei giorni molto positivi di lavoro e anche un po' così di vacanza a Seneghe, e anche per questa ragione ha accettato di pubblicare questo piccolo prezioso libro, per il quale ringrazio altrettanto e veramente di cuore Mariangela,
che appunto ha generosamente dedicato questi versi di cui magari ci spiega lei qualcosa. Vi ringrazio, vi invito anch'io a investire questi 20 euro nell'acquisto di questo libro che io sono certa diventerà anche un piccolo oggetto di culto e anche di collezionismo, perché veramente è un risultato straordinario di cui siamo molto orgogliosi. E grazie. Credo che ogni tempo si sia chiesto che fare, che cosa fare, e invece mi sembra che questo nostro tempo difficile e unico ci chieda la cosa contraria, cioè che cosa smettere di fare, che cosa non fare, che cosa cominciare a non fare. E i versi che ho scritto e che ho dedicato a Seneghe parlano di questo non fare, dello stare fermi come piccolo atto di igiene quotidiana, un piccolo spazio che si lascia al non agire e all'ascolto, all'attesa, un piccolo momento di consegna a qualcosa. E mi sembra che queste parole siano particolarmente adatte per questa terra, per questo paese che per me è il cuore della Sardegna, perché è il posto in cui ho imparato ad amare la Sardegna, e mi pare che qui ancora, e lo dico senza retorica, proprio con convinzione, si custodisca un fuoco antico, un fuoco senza il quale il nostro essere umani si sbiadirebbe e senza il quale non ci potrebbe essere futuro. E così, con molta emozione e molto amore per questo paese, per tutti voi, vi recito questi versi che vi dedico. Si può, sai, stando qui, stando molto fermi, sostenere una stella. Si può dire alla foglia di cadere quando è ora, e il frutto pilotarlo alla maturazione. Si può, credi, festeggiare ogni onda, scandire i fili d'erba e nominare nell'aria il bene, spingere il bene alle contrade, pacificare spiriti di guerra, sostenere la fiamma di ogni focolare nelle cucine piccole del mondo, nei tuguri portare la fiammella che trasforma in mangiare i frutti della terra, tenere l'acqua nelle trasparenze e ferma la montagna senza vacillare, stando molto fermi si può adorare, si può entrare nel dolore di un altro e sollevare, asciugare il bucato, volare, si può far cuore col cuore della terra, stando zitti e fermi, è come dire: ecco, ingravidatemi, dirlo alle forze, dirlo alle stagioni, al cielo, alle popolazioni invisibili dei mondi. Si fa un atto di fede stando fermi, si dice: credo a ciò che non si vede,
So che non sono sola adesso in questa camera senza nessuno. So che nel vuoto apparente c'è una corrente feconda, una mano che guida la mia mano, una mente di creazione. So di non sapere il mistero del mondo e di preservarlo per la fecondazione d'ogni vivente. Stando molto fermi si crea una fessura perché qualcosa entri e faccia movimento in noi e ci lavori piano, come capolavoro da ultimare a cui l'artista ignoto fa un ritocco con ispirata mano, quasi demente, tanto forte è la spinta e delicata la certezza del tocco. Si festeggia la gran potenza che esalta il sole nella sua prestanza e lo depone ad occidente nell'ora stanca, quando ognuno guardando prova una leggera indicibile pena. E stando fermi la luce entra anche nella più tetra delle notti e l'occhio chiuso può contemplare il buio immenso del corpo e l'aria entra ed esce a lente calme sorsate e l'aria è cielo, cielo che viene a noi con particelle di cosmo, antiche polveri, fiato di tutto ciò che è stato e del presente e vivo esserci. Stando molto fermi, il pensiero si spande, con le sue spire incantate sorge e si gonfia in rivoli, in pianure allagate, in rovi, in labirinti spaccati, catapecchi e greti, radici quadrate. Ecco il pensiero, il divoratore. Stando fermi lo si può lisciare e pettinare e farlo stare giù, steso, sospeso, e riposto e composto, un po' arretrato, in sottofondo, depotenziato. Tutto il presente esplode, stando fermi. Il nome si deposita sul fondo, il cognome è un aggeggio antiquato, nessuno spinge o preme, niente s'affretta, niente è lontano. È finito. Ciò che è lontano è finito, stando fermi. E stando fermi si fa concerto col corpo planetare, con le sfere celesti, col musicale silenzio delle cose. Stanno più zitte le cose, stando fermi. Tutto pare risponda a un direttore nascosto, silente, non umano, geniale. Stessa partitura secolare d'orchestra, stando fermi. Anche un cucchiaino con la sua piccola ombra schiacciata sotto porta una dose abbondante di mistero, col mondo capovolto nella nicchia. Anche una tazza, un asciugamano, un latte, una scatola di puntine, un libro, un vasetto di crema per le mani. Stando fermi è strana, più strana la costellazione di cose sul tavolino. La fissità si tende ed è chiaro, l'enigma non si scioglierà. Questo abbiamo fatto, acciaio e carta, tessitura di fili e di sostanze. E questo siamo, ultimo abbozzo, prima dell'umano. Grazie a voi.
che sia seduto tra voi la persona che adesso dovrebbe salire qua sul palco e che, come dicevo prima, è un personaggio che ha fatto di tutto nella vita, sempre recitando, raccontando con una chitarra in televisione, sul palco di teatro, nelle piazze. Ha accettato subito il nostro invito perché è una persona veramente meravigliosa, una di quelle persone, come dire, semplici, che sembrano semplici e lo sono, pur essendo anche molto famose, molto amate e molto richieste. Adesso verrà